Alla Stanga, ma anche al Piovego e nelle zone limitrofe, ora i residenti chiedono più sicurezza, quella sicurezza messa in discussione dalla serie di furti e spaccate che sono aumentati in maniera anomala nelle ultime settimane, reati che in qualche modo hanno avuto una risposta con l'arresto del presunto autore, uno sbandato. Noi abbiamo chiesto collaborazione e abbiamo ottenuto anche un risultato dai carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale, Finanza, siamo tutti concentrati e hanno avuto anche successo in termini, purtroppo sono cose che capitano, però si vede che la città è controllata e presidiata. Nessuno mette in discussione l'impegno e l'efficienza delle forze dell'ordine per primi i cittadini interessati, però resta il timore che altre auto possano essere sfondate con un tombino, altre decine di biciclette possano essere rubate per un bottino fatto di pochi spiccioli. Ecco allora tornare la proposta di organizzare le cosiddette ronde, controlli del territorio effettuati dagli stessi cittadini, ai quali il sindaco in un certo senso non chiude la porta. Vigilanza in quartiere è importante, cioè qualsiasi che vede cose non piacevoli è un loro diritto segnalare, non agire in maniera privata, ma segnalare le forze dell'ordine che sono pronte a intervenire. Per cui la collaborazione dei cittadini è importante, segnalate che è nostro dovere intervenire. Intanto dai comitati arrivano nuove segnalazioni di degrado e la richiesta di un incontro con il prefetto per affrontare il tema dei controlli serali e notturni.